E al Teatro Zancanaro di Sacile per la rassegna Il volo del jazz ha suonato invece una vera leggenda vivente, il chitarrista John McLaughlin. Sentiamo Franca Fiorellino. Grande presenza ieri sera a Sacile per il volo del jazz. Sul palco si è esibito lo straordinario chitarrista jazz, vera leggenda vivente, John McLaughlin, accompagnato dal suo gruppo The Fourth Dimension. Allo Zancanaro, pieno in ogni ordine di posti, ha proposto le musiche del suo nuovo album Now Hear This, che rappresenta anche un'evoluzione del gruppo, come ha affermato lui stesso, e vi è racchiusa tutta la storia musicale dell'artista. Varcata da poco la soglia dei 70 anni, John McLaughlin non ha dunque nessuna intenzione di fermarsi. Dalle prime importanti esperienze sulla fiorente scena del British Jazz di fine anni 60 fino ai Fourth Dimension, passando per la cruciale collaborazione con Miles Davis. McLaughlin ha letteralmente rivoluzionato il linguaggio della chitarra jazz, portandola a contatto con il rock e la world music, sperimentando inoltre le potenzialità offerte dalla tecnologia e nel contempo esaltando la dimensione acustica delle 6 corde. E tuttora la sua musica mantiene una grande vitalità che ha contagiato il pubblico degli appassionati.